Buongiorno, è mercoledì 26 giugno e benvenuti a Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Allora, questa mattina ci occuperemo di democrazia partecipata, parleremo anche di una nuova produzione che partirà sulle nostre reti, Sotto a chi? Talk con Edoardo Saitta, e poi anche lo sport con il calcio a 5, il tricolore vinto dal club Etneo. Ma intanto cominciamo subito con la cronaca, cominciamo con l'ennesimo incidente sul lavoro. È caduto da un'impalcatura ed è morto, ennesimo dicevamo incidente sul lavoro, stavolta avvenuto a Campofelice di Roccella. Siamo nel Palermitano, la procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta e i sindacati parlano di un'altra tragedia evitabile. Stava eseguendo lavori di ristrutturazione in un edificio a Campofelice di Roccella, nel Palermitano, poi improvvisamente è caduto dall'impalcatura e avrebbe sbattuto la testa. Per un'ora i sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma alla fine il polso ha smesso di battere. È morto così Giovanni Terrano, operaio di 64 anni, una nuova, l'ennesima tragedia sul lavoro. Nel cantiere, insieme a Terrana, c'erano anche i suoi due figli. Terrano è caduto da un'altezza di 4-5 metri. I tecnici dell'ASP stanno verificando la regolarità dell'affidamento dei lavori e se siano state rispettate le norme di sicurezza, da stabilire anche chi sia il titolare della ditta. Chiediamo nuovamente alla Prefettura di Palermo di convocare questo tavolo per la salute e la sicurezza, perché quello che sta succedendo è veramente drammatico e in un paese come l'Italia non possiamo accettare una condizione del genere, e i controlli, si devono individuare le risorse per potenziare i controlli. Lo avevamo chiesto già a febbraio al sindaco di Campofelice. Potrebbe essere stato un arresto cardiaco a stroncare la vita dell'uomo molto conosciuto e ben voluto in paese. Dopo i rilevi di rito, la salma è stata trasferita a medicina legale per l'autopsia disposta dal magistrato per chiarire se il decesso sia attribuibile a un malore o al volo dall'impalcatura. Sulla vicenda indaga la procura di Termini Imerese. A distanza di 3 mesi piangiamo un altro morto sul lavoro, ha detto il sindaco di Campofelice Giuseppe Di Maggio. È un momento doloroso per il mio paese, l'operaio lo conosciamo tutti. Aveva scherzato con diversi clienti in un bar mentre faceva la colazione, una persona per bene, un uomo di compagnia, sempre allegro. Siamo davvero distrutti. Adesso siamo alla crisi dei rifiuti. L'ordinanza bis del presidente Schifani consente la riapertura della discarica di Lentini. I rifiuti non saranno però trattati ma soltanto conservati in attesa delle autorizzazioni ambientali e gli impianti, e per un massimo di 20 giorni. Si va avanti a suon di ordinanze, con la speranza che sia la volta buona. La firma del presidente della regione siciliana Renato Schifani consente finalmente il conferimento dei rifiuti in discarica a Lentini. Dopo il sopralluogo di ARPA Sicilia incontrata a Coda Volpe ieri pomeriggio, si è tenuto un vertice sull'emergenza rifiuti in prefettura a Catania, al quale hanno partecipato l'assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro, il prefetto Maria Carmela Librizzi, il sindaco Enrico Trantino, il capo di gabinetto del presidente della regione Salvatore Sammartano e gli amministratori giudiziari della Sicula Trasporti. Una riunione che si è resa necessaria perché la Sicula Trasporti ha comunicato l'impossibilità di poter stoccare il materiale di sottovaglio biostabilizzato per evitare infiltrazioni nel terreno. Con il nuovo provvedimento il Presidente della Regione ha disposto, con esclusivo riferimento a questa tipologia di rifiuti, di provvedere allo svuotamento delle biocelle entro 8 giorni e di loro trasferimento in impianti di recupero energetico individuati dalla stessa società. Restano invariate le disposizioni della precedente ordinanza. Ci vorrà almeno una settimana per recuperare la situazione e smaltire i rifiuti che sono accatastati nelle strade, soprattutto nei quartieri periferici, ha avvertito il sindaco Enrico Trantino. Restano aperti e sotto osservazione i mercati rionali. In mattinata a Picanello, ennesimo banco di prova per operatori e residenti. Restiamo a Catania, parliamo ancora di rifiuti. Interi quartieri, avete sentito nel servizio, sommersi dalla spazzatura che viene pure bruciata. I cittadini di San Giorgio si autoaccusano, qui nessuno fa la raccolta differenziata. Il sindaco Trantino chiama San Giorgio e Librino, non rispondono e l'emergenza rifiuti a Catania assume contorni drammatici. Interi quartieri sono sommersi di spazzatura che viene accatastata e poi inesorabilmente bruciata. Brucia ancora la spazzatura o quel che resta e sono ben visibili i segni dell'Eternit bruciato. Plastica che finisce nell'aria e crea un ulteriore problema sanitario. Montagne di spazzatura anche davanti alla sede del sesto municipio. Cittadini che accusano e si autoaccusano. Come ne fanno gli altri, anche io lo faccio. La spazzatura lei dove la butta? La butto, non la butto in mouse.
E cioè? Diciamo che non la facciamo, buttiamo tutto. Qua non la fa nessuno purtroppo, non sono io che magari la voglio fare, cosa devo fare? Siamo pieni di topi. A San Giorgio è il giorno del mercato rionale. In mattinata era prevista la consegna dei sacchetti agli operatori, ma non tutti li hanno ricevuti. Lei i sacchi ce li ha? Certo, ce l'ho, l'ho comprati solo da me. Avete ricevuto dei sacchetti stamattina? No, assolutamente no. Lei adesso come farà? Io mi carico sul furgone tutte queste cose, siccome sono sincero, a dove abito io ci sono i cassonetti condominiali, quel poco che lo metto nell'umido, nell'indifferenziato o nella plastica. Questo, l'ingresso del mercato, nel punto che vedete non è stato possibile neanche montare la bancarella. Qua niente sacchetti e nessun servizio. E questo è il mercato che si paga più di tutti di suolo pubblico, 400 e qualcosa. Alcuni venditori ambulanti non hanno potuto montare perché è pieno di spazzatura. E mentre la fiera di piazza Carlo Alberto ha superato l'esame e la pescheria no, ora si attende la prova del 9, quella dei mercati rionali, ma a giudicare dalle immagini non si prospettano buone nuove. Da un'emergenza all'altra, da una situazione di difficoltà all'altra, adesso parliamo dei cantieri, dei restringimenti delle chilometriche code che ci sono sull'autostrada A18 con il telepass addirittura che non funziona. Vi abbiamo documentato tutto questo nella domenica scorsa sulla A18, il Consorzio Autostrade Siciliane che gestisce la rete nell'isola non risponde al pubblico e Federconsumatori avvia delle azioni legali. Cantieri infiniti, chilometri di code, incidenti, telepass che non funzionano. Con le nostre telecamere abbiamo documentato la situazione infernale sull'autostrada A18 nel tratto tra Catania e Giarra in direzione Messina nella prima domenica d'estate, preludio di una stagione che si annuncia bollente. I delineatori stradali non vengono rimossi nei giorni festivi e nelle ore serali. Questo comporta lunghe file che si formano soprattutto nei weekend. Non c'è una reale attenzione verso chi paga l'autostrada. Il sabato e la domenica il direttore dei lavori deve far capire all'azienda che opera che deve togliere i birilli. La strada deve essere libera. File anche nelle corsie del telepass di San Gregorio in direzione Catania, dove gli automobilisti restano intrappolati con le sbarre che non si alzano. Queste sono strade che dove non c'è sicurezza, non c'è sicurezza nei guardrail, dove non c'è sicurezza nelle gallerie non c'è nessuna sicurezza, mancano i punti SOS, mancano gli estintori, mancano le manichette d'acqua. A gestire la A18 è il Consorzio per le Autostrade Siciliane, il CAS, un ente pubblico economico della regione concessionario per la gestione di alcune autostrade. Noi abbiamo provato a contattarli. Questo è il sito del CAS, Consorzio per le Autostrade Siciliane, e l'URP ha 2 numeri di telefono, abbiamo provato su entrambi ma non risponde nessuno. Intanto Federconsumatori Messina ha avviato le prime azioni giudiziarie nei confronti del Consorzio al fine di far ottenere agli utenti il rimborso parziale del pedaggio pagato negli ultimi anni considerato indebito. L'azienda già è stata multata dall'antitrust per i forti disagi recati agli automobilisti siciliani dai numerosi e lunghissimi cantieri sulle autostrade A20 e A18 tra aprile e settembre 2021. Adesso andiamo a vedere invece le notizie sui quotidiani regionali, lo facciamo come sempre con Emanuela Corsi. Sì, Angelo, partiamo da Repubblica Palermo, vediamo la prima pagina e allora intanto in primo piano c'è questo dossier in strada ogni giorno contro la droga, il bilancio di un anno di chi appunto si impegna quotidianamente per aiutare i giovani affetti dalla tossicodipendenza. E poi l'altro tema centrale di oggi è sempre la mala movida, telecamere dei negozi saranno collegate alle centrali operative. Questo è il piano della prefettura dopo una lunga serie di aggressioni nel cuore della città. Purtroppo un'altra tragedia sul lavoro, cade dai ponteggi. A Campofelice c'è un altro morto appunto mentre stava lavorando. Si tratta di un operaio che è caduto e per lui non c'è stato nulla da fare. Poi vediamo questa fotonotizia di questa impresa
Lui si chiama Andrea Lanari ed è qui con il figlio Kevin in questa foto. Attraverserò lo stretto con le braccia artificiali, una sfida contro se stesso appunto per questa persona che ha una disabilità. Poi il caso dei rifiuti di Spalla, discarica chiusa, ordinanza bis di Schifani. E ancora parla la PM Lucia Musti per quanto riguarda la siccità, così la Sicilia può battere appunto questo grave problema. Vediamo qui la foto appunto in prima pagina su Repubblica Palermo. Andiamo a vedere all'interno questo rapporto che oggi pubblica il quotidiano, cioè questi camper che gireranno ancora per agganciare i disperati. Più volte si è parlato dell'emergenza crack a Palermo, emergenza droghe soprattutto in alcuni quartieri. Appunto c'è chi si impegna quotidianamente per cercare di contrastare questo gravissimo fenomeno che purtroppo non riguarda soltanto giovani ma anche persone più adulte. Le persone mostrano resistenza verso le proposte che arrivano dalle istituzioni e dai servizi sanitari. Eccolo qui appunto il titolo in grande: allarme crack, l'altra guerra, il bilancio di un anno di attività a Palermo del progetto Fuori dal Giro per la riduzione del danno tra impegno e speranze. Qui vediamo la coordinatrice di questo progetto, Laura Pavia, che appunto parla oggi sul quotidiano. E poi le storie: viviamo soltanto per cercare i nostri figli diventati zombie. Queste sono le parole purtroppo dei genitori che lottano con i figli appunto per farli uscire da questo tunnel di questa droga terribile, il crack. E ancora le parole: il crack si è portato via tutto, non è possibile tollerare ancora che tanti giovani rischino la morte ogni giorno per la droga. L'altra emergenza a Palermo è quella della mala movida, un piano per collegare le telecamere dei negozi alle centrali operative. Si è parlato tanto di misure per contrastare appunto la mala movida, adesso c'è questa novità che potrebbe diventare realtà a breve. Domani ci sarà il vertice in prefettura. Patrizia Di Dio, leader di Confcommercio, dice: faremo la nostra parte, le istituzioni però facciano la propria. E poi dicevamo l'altro tema che però non riguarda soltanto Palermo, ma anzi diciamo più che altro che riguarda la Sicilia orientale. Dopo la chiusura della discarica di Lentini, l'altra emergenza è proprio quella dei rifiuti. La discarica resta chiusa, rifiuti bloccati, Schifani costretto ad un'ordinanza bis. Lungo tira e molla sul sito di Lentini, l'ira del governatore, e protestano i sindaci perché ricordiamo che sono 200 i comuni coinvolti in questa grave emergenza rifiuti, soprattutto in piena estate, momento in cui tra l'altro la nostra regione sta affrontando anche altre emergenze gravissime quali la siccità e quindi il rischio chiaramente che possano scoppiare veramente delle bombe sanitarie non è lontano. Andiamo a vedere la Sicilia di oggi, la prima pagina. Ecco intanto la Sicilia che esulta, sgravi confermati, decontribuzione Sud, Fitto strappa all'Unione Europea la proroga fino a dicembre, spinta all'export. E poi il viale della vergogna, ecco, vediamo qui cumuli di rifiuti con Schifani che corregge in corsa l'ordinanza e intanto ci sono montagne di rifiuti in mezza Sicilia, come abbiamo anche noi documentato con i nostri servizi. Il nodo delle infrastrutture, ponte sullo stretto, l'appello di Salvini: ora si faccia sentire il fronte del sì. Queste le parole appunto del ministro alle infrastrutture, delle infrastrutture. E poi il voto, il dopovoto. Dopo ballottaggi, più che altro Meloni Schlein: addio fair play, clima violento, e la Schlein che risponde alla Meloni dicendo dica che ha perso. Insomma un po' di polemiche sul dopovoto e soprattutto sulle dichiarazioni delle due leader di centrodestra e centrosinistra. La nuova Europa.
si cercano alleanze chiaramente per le nomine di quello che sarà il nuovo, soprattutto le figure apicali della nuova Europa, e quindi intesa sulle nomine, ma von der Leyen dovrà negoziare con Palazzo Chigi. Vedremo meglio questo argomento tra pochi minuti. Intanto restiamo con le notizie siciliane. Tragedia nel Palermitano, dicevamo c'è un altro morto sul lavoro, cade da un'impalcatura, muore un altro operaio, la protesta dei sindacati. I misteri del 1992, le verità del killer Avola, udienza Fiume sulle stragi, Tinebra mi sottovalutò. E poi questa maxi retata nel Messinese, dove finiscono in manette un centinaio di persone, traffico di droga in carcere con l'aiuto di un infermiere e di un agente penitenziario. Parliamo di droghe. Incubo smart drug, effetto sballo, 4 giovani su 10 sono tentati purtroppo dagli stupefacenti. E ancora capitale della cultura, Agrigento 2025, l'allarme sui ritardi, ma il sindaco invece che replica: stiamo lavorando. Questa era la prima pagina della Sicilia. Andiamo a vedere la situazione rifiuti, questa crisi e l'ordinanza bis. Oggi l'impianto di Lentini riapre. Giorno d'attesa, Sicula informa che non ha siti di stoccaggio e Schifani corregge in corsa. A Siracusa, doppia emergenza, subito saturo l'unico centro di raccolta. Soffrire non è soltanto Siracusa, ma dicevamo 200 comuni, c'è anche Catania tra questi, le SRR, anello debole, le pezze. Non bastano più, queste le parole del sindaco di Mister Bianco Corsaro il giorno dopo, poi rispetto a quello che sta accadendo nella Sicilia orientale. Vediamo la prima pagina di Catania, anche qui rifiuti, l'odissea sta per finire. Ieri sera il sindaco Trantino ha mostrato ottimismo in consiglio comunale dopo l'ordinanza di Schifani. Lo sforzo profuso in questi giorni, con la grande attenzione rivolta alla differenziata, ora deve divenire normalità. L'appello che rivolgono un po' tutti i sindaci, compreso Trantino, è quello di rispettare il calendario della raccolta differenziata e cercare di fare quanto meno possibile appunto rifiuti indifferenziati che non si sa dove stoccare. Poi giornale di Sicilia. Ecco qui invece la maxi operazione che è avvenuta nel Messinese. A Messina dilaga lo spaccio, 112 arresti. Nella maxi retata che ha impegnato oltre 800 carabinieri finiscono ai domiciliari anche un palermitano e un marsalese. Business da $500,000 al mese, centrale nel Messinese, ma canali aperti con la camorra e mezza Europa. Sul mercato anche la Black Mamba, la più ricercata tra i giovani. Questo a proposito di droghe, anzi nuove droghe. Andiamo a vedere poi altre notizie. Il procuratore D'Amato, rapporti stabili e forti con fornitori esterni. Per il magistrato occorre più prevenzione perché c'è una richiesta molto elevata. E ancora la denuncia a Palermo. I residenti invece che segnalano all'app della polizia individuato un giovane con hashish e contanti vicino a Piazza Sant'Anna. Rifiuti, restiamo in questa parte della prima pagina, nuova ordinanza per riprendere l'attività nel TMB di Lentini. E poi la fotonotizia in grande, vediamo appunto il progetto del ponte, non solo il ponte ma tante infrastrutture, esperti a confronto su iniziativa della Core di Enna. C'è un altro dato che vediamo sulla prima pagina del giornale di Sicilia: gli incendi, altra piaga della nostra regione soprattutto nei mesi estivi, sono già 12 volte di più rispetto allo scorso anno, quindi diciamo sono dei dati allarmanti visto che siamo ancora agli inizi della stagione estiva, ma i dati sono già superiori rispetto allo scorso anno, quando, ricordiamo Angelo, gli incendi sono stati veramente un gravissimo problema da fronteggiare. Gazzetta del Sud, Messina, multinazionale della droga, maxi operazione della procura e dei carabinieri che ha portato a 112 arresti e sequestri per 4 milioni, coinvolti anche Barcellona, Milazzo e alcuni centri dei Nebrodi. Bene, grazie allora Emanuela, torniamo da te fra poco, stavolta per i quotidiani
nazionali. Una brevissima sosta, ci rivediamo a dopo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso la rassegna stampa nazionale con Emanuela Corsi. Sì, allora partiamo da Repubblica e dal tema centrale di oggi, di queste ultime ore, cioè questi accordi nell'Unione Europea per le nomine dopo chiaramente il voto. Quindi leggiamo Unione Europea, accordo però senza Meloni, questo è il titolo di Repubblica. Popolari, socialisti e liberali siglano l'intesa per un Ursula von der Leyen bis, infatti sarà di nuovo il presidente della Commissione europea, ma si cerca di allargare anche ad altri partiti per blindare appunto questo bis della von der Leyen. Costa guiderà invece il Consiglio, Callas sarà responsabile degli esteri, Palazzo Chigi nell'angolo tratta su una delega di rilievo. E poi la Premier al PD dice toni da guerra civile e la Schlein risponde perdere è dura riferendosi ai ballottaggi. Vediamo subito sotto, sempre nel taglio alto, la foto di Putin, bombe sui civili ucraini, l'AIA arrestate per crimini, Shoigu che è il segretario del Consiglio di sicurezza russo e poi Gerasimov invece il capo di Stato Maggiore, Mosca e invece oscura Repubblica. Poi vediamo a proposito di oscurare e quindi di libertà di stampa, il simbolo della libertà di stampa di questi ultimi anni, stiamo parlando di Julian Assange che finalmente torna libero dopo 15 anni. Qui la foto è dedicata, la foto centrale è dedicata a lui. Assange libero patteggia con gli Stati Uniti, accordo con il Dipartimento di Giustizia. Il fondatore di Wikileaks si è dichiarato colpevole della divulgazione di segreti militari e proprio per questo poi alla fine si è arrivati alla scarcerazione. Andiamo a vedere invece il dopovoto delle amministrative, la carica delle sindache. Nei capoluoghi vincono le donne, c'è un alto tasso, un'alta percentuale appunto di presenze femminili con la fascia tricolore dopo questo voto delle amministrative. Qui vediamo appunto alcune foto delle nuove sindache e poi se l'astensionismo viene dal centro, ancora analisi sul voto, soprattutto sul non voto, il fatto che tanti italiani continuano a non andare a votare. Ma intanto andiamo a vedere in primo piano come sarà la nuova Europa, patto sulle nomine dell'Unione Europea, bis per von der Leyen, ora sfida sulla fiducia, cadono i veti sui top jobs tra PPE, PSE e liberali alla vigilia del Consiglio dell'Unione Europea che verrà guidato dal socialista Costa. Callas sarà la responsabile esteri dell'Unione, staffetta invece per il Parlamento. Domani e venerdì a Bruxelles andrà in scena il Consiglio Europeo che dovrà determinare gli assetti delle prossime istituzioni comunitarie, la presidenza della Commissione del Consiglio del Parlamento e il ruolo di alto rappresentante dell'Unione. Sono questi, diciamo, i ruoli che dovranno essere decisi. La prima seduta in aula, il Parlamento europeo si insedierà invece il 16 luglio, già due giorni dopo è possibile il voto di fiducia sulla Commissione. E ancora vediamo il retroscena con Meloni che resta isolata e rilancia sulle poltrone. La carta dell'astensione, telefonata tra la Premier e von der Leyen per il bis. La leader dell'Unione Europea ha bisogno dei voti di Fratelli d'Italia. In realtà ha già una maggioranza con i 3 partiti, ma è una maggioranza risicata di soli 40 voti circa, quindi la paura è quella dei franchi, è quella dei franchi tiratori, chiaramente, che poi potrebbero ribaltare. In Europa capita spesso che esatto, ci siano franchi tiratori. E quindi potrebbe ribaltare lo scenario che stiamo raccontando. Offerta quindi la vicepresidenza nel caso di un appoggio dell'Italia appunto a questo secondo mandato della von der Leyen, e si tratta sul ruolo del nostro ministro Fitto. Quindi questo potrebbe essere, diciamo, l'accordo che faranno Meloni e von der Leyen.
Poi parliamo di un caso di cronaca terribile, una storia tra l'altro che ha come protagonisti dei ragazzini, dei bambini di soli 16 anni, due ragazzini che hanno ucciso un loro coetaneo per soldi, per droga, per soli 250 euro, e lo hanno ucciso con un'efferatezza incredibile. Su Thomas, questo è il nome appunto del ragazzo morto, in agonia, calci, sputi e insulti, e mentre lui moriva dicevano stai zitto. Lui è stato accoltellato tantissime volte fino appunto a morire. All'appuntamento con la vittima i due minorenni erano arrivati con dei coltelli e addirittura una pistola. Poi le foto in spiaggia. Dopo aver commesso questo terribile omicidio poi sono andati a divertirsi con gli altri coetanei in spiaggia. Una storia veramente drammatica. Qui vediamo appunto il ragazzino morto, Christopher Thomas Luciani, il sedicenne di Rosciano, ucciso domenica pomeriggio con 25 coltellate a Pescara, e a destra ci sono invece le scritte dei suoi amici che lo chiamavano Crocs nel parco dove si radunavano, e non è però lo stesso giardino in cui è stato ucciso. E ancora, tra i ragazzi del lungomare, il racconto, quei due per un po' di fumo avrebbero fatto di tutto. Quei due sarebbero i responsabili, i presunti responsabili. Crocs fumava perché era triste, ma alla fine qui fumiamo tutti, hanno raccontato questi ragazzi, e quelli gli hanno dato tante coltellate. Sabato eravamo a giocare sotto l'ombrellone e poi scopro che il mio amico il giorno dopo è andato ad uccidere. C'è stupore chiaramente anche tra questo gruppo di ragazzi per quanto accaduto. Qui c'è anche una ricostruzione, le tappe. Tutto sarebbe avvenuto in 28 minuti, alle ore 16:54 ci sarebbe stato questo incontro nel parco, alle 17:21 la telecamera inquadra i due assassini che con i loro amici escono dalla vegetazione. Stavolta non c'è Thomas, che indossava una felpa bianca e bermuda blu. Alle 18:21 questa fotografia che li ritrae al mare, insomma, con un pugno sul petto e l'atteggiamento fiero. Andiamo a vedere il Corriere della Sera. Anche qui in primo piano Europa, intesa sulle nomine, von der Leyen, Costa, Callas, domani alla prova del voto nel Consiglio europeo la strategia della Premier Meloni, che attacca intanto il PD, toni da guerra civile, e Schlein invece che risponde continueremo a vincere. Vediamo la foto nel taglio centrale dedicata ad Assange che torna libero, Biden così chiude il caso, e poi Pescara, Thomas moriva, gli urlavano taci, poi calci e sputi. Si parla anche della morte del bracciante agricolo a Latina. Ho aiutato Satnam, non mi fanno lavorare. Ancora polemiche chiaramente per quest'altro caso di cronaca terribile, dove un operaio è stato lasciato morire dopo un incidente sul lavoro dal suo datore di lavoro. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Ecco qui nel taglio centrale questa foto dedicata ad Assange, colpevole di giornalismo. Questo è il titolo appunto del Fatto. Assange libero ma costretto a patteggiare per la vita. Anche La Stampa dedica appunto nel taglio centrale la foto ad Assange, ritorno alla vita, un capro espiatorio di nome Assange. Ma vediamo invece l'apertura, vertici dell'Unione Europea, accordo senza Meloni. Avvenire, in primo piano il tema delle droghe senza limiti, sempre più bassa l'età di chi ne fa uso, i nuovi allarmi su cocaina e sostanze psicoattive, quasi 1 milione di studenti, 4 su 10 le ha provate almeno una volta nella vita. Questo è sono i dati che riporta oggi appunto Avvenire. Il Sole 24 Ore. Lavoro, via libera dell'Unione Europea al bonus Sud, prorogati fino a fine anno gli sgravi per le assunzioni realizzate entro il 30 luglio. Mazzucca di Confindustria dice bene il governo, ora misure strutturali per la crescita. Grazie allora ad Emanuela, torneremo sui giornali più avanti. Intanto adesso andiamo a vedere il meteo e poi il primo dei nostri ospiti di questa mattina. Un
Un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo da Daniele Berlusconi. Mercoledì si assorbe lentamente l'area di bassa pressione che ha influenzato il tempo dell'Italia centro-settentrionale. Avremo ancora un po' di variabilità al nord con qualche acquazzone temporale sparso, ma anche sull'Appennino e sulle coste adriatiche. In Sicilia la giornata sarà in prevalenza soleggiata, anche qui con un po' di variabilità al mattino, specialmente sul comparto tirrenico, dove non si esclude qualche breve e isolato piovasco sul Messinese. Temperature stazionarie molto gradevoli, tipiche dell'estate, massime tra 28 e 32 gradi. Nella giornata di giovedì pressione in ulteriore rialzo, il tempo sarà buono e ben soleggiato da mattina a sera su gran parte dell'isola, ventilazione debole con mari generalmente poco mossi o al più mosso lo Ionio. Temperature in lieve rialzo con massime che potranno anche toccare i 33-34 gradi sulle località interne e meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Eccoci, buongiorno Sicilia, il primo ospite di questa mattina con noi c'è Giuseppe Davella, buongiorno. Buongiorno a voi. Che cura il progetto Spendiamoli Insieme. Adesso ci fa capire di cosa stiamo parlando perché chiaramente tutto rientra nell'alveo della democrazia partecipata. Andiamo per step, cerchiamo di capire cos'è intanto la democrazia partecipata e poi arriviamo a Spendiamoli Bene e poi cerchiamo di capire come sta andando. Intanto è una cosa tutta siciliana. In Sicilia esiste dal 2014 una legge che obbliga tutti i comuni, tutti i 391 comuni siciliani a spendere una piccola parte del proprio bilancio coinvolgendo i cittadini e le cittadine nella scelta dei progetti a realizzare con questi fondi. Chiedo scusa, ma quante persone sanno che esiste questa norma? 1 su 10 è una previsione che sembra banale ma realistica, nel senso che noi lavoriamo sul tema dal 2021, da inizio del 2021, 3 anni abbondanti e naturalmente diciamo, la consapevolezza dell'esistenza della norma va diffondendosi, ma siamo partiti davvero da un grado di conoscenza molto basso, eppure ecco, è un paradosso perché si rischia di sprecare un'occasione importante. La legge rappresenta un unicum a livello nazionale per il numero di istituzioni coinvolte, perché appunto obbliga 391 comuni a attivare processi partecipativi. E potenzialmente diciamo, ha un pubblico che non ha uguali nel territorio nazionale. Esistono altre leggi regionali sulla partecipazione, quella siciliana ha anche un'altra caratteristica unica, cioè una dotazione finanziaria. Sono quasi circa 4 milioni e mezzo di euro ogni anno quelli che i 391 comuni hanno a disposizione. Si va naturalmente dai 300.000 euro della città di Palermo a cifre più piccole per centri più piccoli, ma al di là diciamo, delle somme, ecco, noi crediamo che dentro questi processi ci siano valori anche immateriali, al di là della cifra che si va a spendere, per ricostruire quei pezzettini di fiducia che molto spesso sono in crisi. Io le volevo chiedere, ma gli enti locali, i comuni, partecipano a questo tipo di, diciamo, di iniziative? Quanti dei 391 comuni siciliani effettivamente poi hanno messo in bilancio una cifra, anche se piccola, irrisoria, per realizzare un progetto che arriva dai cittadini? Spendiamoli Insieme ci ha permesso di costruire una fotografia precisa sul punto, nel senso che siamo in grado di rispondere con molta precisione. Nel 2023, per esempio, sono stati 92 i comuni inadempienti, quindi diciamo 299 quelli che invece hanno attivato i processi. Attenzione, attivarli non significa che li abbiano portati a termine, attivarli non significa neppure che li abbiano portati a termine secondo le previsioni di legge. Ecco, i modelli virtuosi, i casi virtuosi non sono tantissimi, anche se si va verso la direzione giusta. La direzione è quella giusta, quella in cui molti comuni stanno andando, anche su pressione delle associazioni locali, anche del nostro progetto che ormai svolge un ruolo di pressione, diciamo, sui comuni e sulla regione siciliana. A proposito della regione siciliana, sì, vi siete incontrati? Ieri siamo stati auditi dalla Commissione Affari Istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, perché noi chiediamo un miglioramento della legge. Abbiamo raccolto migliaia di firme in Sicilia
per sostenere questa nostra richiesta di modifica della legge, che è una legge di 10 anni fa, preziosissima, ma naturalmente oggi abbiamo raccolto abbastanza dati, anzi un numero sufficiente di dati per poter pensare a delle modifiche che siano basate su 10 anni di sperimentazione. E qual è, diciamo, la leva su cui magari in questo momento potete insistere di più? Qual è l'aspetto normativo da migliorare, diciamo così? Ne dico uno: servono tempi certi e scadenze certe. In questo momento i comuni siciliani possono attivare questi processi dall'1 gennaio al 31 dicembre, quindi se io sono un cittadino e il mio comune non ha ancora fatto nulla e io busso, mando una mail al comune, possono rispondermi: lo faremo presto. Ecco, noi abbiamo chiesto in Ars di istituire una settimana dedicata all'attivazione di questi processi, la possiamo chiamare la settimana della democrazia partecipata. Cosa comporterebbe? Intanto una possibilità di monitorare in tempo reale ciò che accade, perché se noi abbiamo una settimana in cui tutti i comuni devono attivare questi processi, il lunedì successivo possiamo verificare chi l'ha fatto e chi non l'ha fatto senza sentirci rispondere lo faremo presto. E poi immaginate, in questo scenario di vuoto informativo, quale conseguenze in termini di comunicazione avrebbero, che so io, 250-300 comuni siciliani che nella stessa settimana attivano processi di apertura verso la cittadinanza. Ecco, la notizia si diffonderebbe e molta più gente sarebbe consapevole delle opportunità che questa preziosa legge offre. E quale opportunità offre al cittadino? Parlando di democrazia partecipata, su che cosa si può proporre magari di fare un progetto? Ci sono, diciamo, degli ambiti prestabiliti oppure no? Non ci dovrebbero essere, nel senso che si tratta di un piccolo spazio in cui la cittadinanza deve avere massima libertà. I comuni regolano questi processi approvando in Consiglio Comunale dei regolamenti per l'utilizzo di questi fondi che sì, prevedono ambiti tematici, ma sono molto larghi. Effettivamente, diciamo, quando il regolamento è un buon regolamento non ci sono particolari ostacoli o particolari limitazioni alle possibilità di proposta da parte della gente. E quindi questo è giusto, cioè è lo spirito della legge che chiede questo ai comuni, quello di restituire in questo piccolo spazio piena libertà di proposta e poi di scelte ai cittadini, perché la legge prevede che le persone non possono soltanto proporre un progetto, ma che debbano poi pure sceglierlo attraverso una forma di votazione. Una sorta di referendum? Sì, non tutti i comuni attivano questa seconda fase del procedimento. Anche perché spesso ne arriva soltanto uno progetto proprio per quel discorso che tanti non sanno che si possono presentare dei progetti da realizzare all'interno del comune in cui si vive. Può succedere e naturalmente, diciamo, non ci fa gioire una situazione del C'è genere, poca democrazia ma ci fa gioire ancor meno probabilmente quando arrivano più proposte da parte della cittadinanza ed è una commissione tecnica o ancor peggio, ma lo dico diciamo tra virgolette politica, perché in questo caso, a scanso di equivoci, bene che sia la politica a decidere, ma in questo piccolo spazio, ecco, devono esserci soltanto criteri tecnici per decidere quali proposte ammettere alla votazione. Ecco, spesso nei comuni sono invece commissioni a scegliere quali proposte realizzare e non si passa dalla fase del voto che è espressamente prevista da una modifica della legge del 2018. Le posso chiedere se c'è nell'ultimo anno, se c'è stato un centro piccolo, un centro grande che ha proposto magari un progetto che è stato realizzato, che secondo voi insomma è migliorabile anche, insomma ci sono delle chi magari dei comuni pilota in questo senso? Intanto sì, ci abbiamo qualche caso. Intanto segnaliamo alcuni casi di risveglio. Palermo, per esempio, ha restituito, perché la legge prevede una sanzione per i comuni inadempienti, questi soldi, se non vengono utilizzati con queste modalità, devono essere restituiti alla regione siciliana. Palermo dal 2014 all'anno scorso ha restituito 300.000 euro all'anno che dovevano essere dedicati a questi processi. E questi soldi tornano e si rimettono di nuovo in circolo? Vengono redistribuiti ai comuni virtuosi, ma credetemi succede con grave ritardo rispetto al reale svolgimento
svolgimento dei processi. L'ultimo bonus per comuni virtuosi è relativo al 2020, ecco, siamo nel 2024. Quindi dicevo, i segnali positivi sono intanto quelli di risveglio, che Palermo si sia risvegliata. Ora le 9 capitali, diciamo, sono tutte attive. Agrigento era in grave ritardo, ma quest'anno attiverà il processo di democrazia partecipata dopo 7 anni, diciamo, di quiete, chiamiamola così. E questi sono segnali positivi. E tra le capitali Caltanissetta, dal nostro punto di vista, è quella che fa meglio, che ha un processo davvero completo, che coinvolge la cittadinanza anche in incontri pubblici, perché poi il processo si arricchisce quando la gente si incontra anche in presenza. Non si tratta soltanto di poter presentare e votare, ma dentro questo procedimento noi abbiamo assemblee pubbliche, momenti di coprogettazione. È fondamentale che le persone possano per esempio incontrare gli uffici comunali per avere dei consigli su come aggiustare la propria proposta. C'è questo significato di fondo. Le persone non necessariamente sono in grado di presentare un progetto compiuto e che possa immediatamente funzionare. Magari hanno l'idea, esatto, come svilupparlo. Serve un supporto da parte dei tecnici comunali. Su progetti realizzati c'è un filone che è la street art, che è molto scelta, molto proposta innanzitutto dalle persone nei comuni siciliani, e comincia, diciamo, a riempire le piazze, i muri delle città della nostra regione. Siamo partiti da San Filippo del Mela, che è un piccolo centro in provincia di Messina, e da lì, ecco, negli ultimi anni è stato realizzato un bellissimo murale antimafia ad Erice, per esempio, con i fondi della democrazia partecipata. Allora, di lavoro ne avete tanto da fare, però vedo che avete tanta voglia anche. 391 comuni che in qualsiasi momento dell'anno possono dar notizia su processi del genere. Ecco, noi dobbiamo ogni giorno navigare i siti dei comuni siciliani, che non offrono esattamente l'esperienza utente migliore del mondo, per poter informare in tempo reale la cittadinanza. Sì. Progetto Spendiamoli Insieme, grazie a Giuseppe Davella per essere stato con noi a Buongiorno Sicilia. Facciamo un'altra breve sosta e poi un altro ospite con noi. Con noi ci sarà, lo possiamo annunciare? Lo diciamo subito? Ci sarà Edoardo Saitta, dai, fra pochissimo. L'ho detto, l'ho anticipato, l'ho annunciato. Buongiorno Edoardo. Buongiorno Manuela. Edoardo Saitta, Buongiorno Sicilia. La vedo un po' sconvolta. Positivamente. È l'orario. La mattina facciamo presto, noi arriviamo molto presto qui, quindi a quest'ora già abbiamo fatto quasi 3 ore di lavoro, quindi per noi la mattinata è piuttosto... Finiamo la trasmissione e andiamo a pranzare direttamente, quando la gente va a prendere il caffè. Perfetto. Comunque vi vedo belli, arzilli, tonici. Però vi devo dire una cosa, molta gente vi invidia perché fuori comincia ad esserci caldo. Qui c'è l'aria condizionata. Stiamo al fresco. Stiamo al fresco. Io con un migliaio non vorrei raffreddarmi. Sì, in effetti è una tenuta un po' autunnale. Ma qui ci vuole. No, vabbè, questo è, diciamo, stamattina guarda primaverile. Che non siamo al massimo. No? C'è qualche giorno abbiamo l'era glaciale. Vabbè, allora ho indovinato la giornata. Allora Edoardo, tu sei qui perché adesso ci parli di questo nuovo programma che parte sulle nostre reti, su Antenne Sicilia, su Telecolor. Il titolo già, Sotto a chi Talk. Ho detto ci parli di questo nuovo programma. È un nuovo programma. L'idea intanto, a chi è venuta questa idea? Ma l'idea è venuta a me, ma non adesso. L'idea è venuta è una bella idea. Tempo fa. Per me sì, sai perché? Perché poco fa Manuela mi diceva, cos'è questo programma? Ho detto, boh, non l'ho... Quindi già una bella idea, l'abbiamo registrato, l'abbiamo fatto, ci siamo molto divertiti, tanto divertiti. Abbiamo registrato le prime 6 puntate, è un incontro, è un vis-à-vis, è un tête-à-tête con dei personaggi singolo? Più o meno singolo, one to one, con delle domandine un po' scomode, perché siamo lì a sfrugugliare l'ospite. E chi sono questi personaggi? Non siamo lì a dire i tuoi progetti futuri, cosa hai fatto, cosa farai, non ci interessa. A noi ci interessa sapere come scavare, come la pensi su determinate cose, perché hai fatto questa scelta di vita, chi ti ci ha portato. Insomma, domande un po' scomode. Un po' un confessionale, si sono prestati? Sì, molto, e devo dire che quando li ho chiamati... agli ospiti, noi vediamo il logo nel frattempo. Sì, il logo è niente, il logo è quello.
il logo è tutto dire. E dietro di me il E logo. sotto a chi talk, vabbè, è un gioco di parole che chiaramente è facilmente intuibile. Noi batteremo abbiamo battuto la prima puntata, il primo chuck, per usare un termine, come dire, cinematografico, Sì. cinematografico, con Gino Astorina. Si comincia il 3 luglio. Si comincia il 3 luglio in seconda serata su Antenna Sicilia, se sbaglio correggetemi perché Alle 23 su Antenna Sicilia, il mercoledì, il sabato e la domenica alle 18 su Telecom. Perciò state a casa, non vi addormentate, insomma la seconda serata è sempre una cosa che ho desiderato fare, È bello, perché allora. Ha il suo richiama, fascino, il suo ha il suo fascino, richiama un po' anche quei programmi i programmi di Arbor erano tutti in seconda serata, tutti, tu dovevi resistere. La mitica indietro tutta. La mitica indietro tutta, si correva a casa per andare a vedere io correvo a casa con mio papà e mia mamma per andare a vedere le Cacao Meravigliao, per esempio, no? Io non ce l'ho le Io ero Cacao studente liceale, guarda, e aspettavamo questo momento prima di andare a dormire perché magari ti mettevo di buon umore, ma una giornata pesante e pensavi magari domani c'era il compito di greco, che ne so, di latino. Perché dicono che se ti addormenti bene ti svegli meglio. Forse. Dicono questo. Il mio non è così, giusto? Comunque, perché io mi addormento sempre bene, mi sveglio sempre bene, ma non ho mai provato non mi sono mai addormentato male. Ecco, questo devo dire. Quindi prima puntata Gino Astorina il 3 luglio e devo dire che Gino mi ha sostenuto tanto in questo programma, io ho raccontato l'idea, mi ha preso per mano, come Gino, sapete, è nuovo della televisione, perché Gino Astorina, mai fatto televisione Gino Astorina? Sappiamo la colpa di chi è questo nuovissimo, punto. la colpa sì, è mia, e la colpa è anche un po' di Gino, al quale ho voluto dedicare la prima puntata, ma poi ci saranno tanti ospiti, tanti begli ospiti, c'è anche un TikToker molto, molto seguito, Armando Zappalà, dei Morti di Fame, ci sarà Assia La Rosa, ci sarà Luigi Pulvirenti, presidente della Pallavolo Catania, poi della Saturnia, scusami, poi Nuccio Morabito, quindi un salto un tuffo nel passato. La che differenza passa tra, per esempio, no? Abbiamo fatto Francesca Agate e mi pare che io ne ho detti 6. Quindi non mi sto dimenticando. Ci racconti un po', non ci hai portato neanche un filmatino, un'anteprima per sbirciare? Una pillolina? No, Niente, sapete perché? Perché il programma vorrei fosse totalmente una sorpresa, no? Quindi abbiamo svelato già quello che è il logo. Abbiamo esagerato. Abbiamo esagerato, secondo me, non volevo neanche quello. Una volta una grande marca, che magari non dico, la Coca-Cola, vabbè, ma tanto che si può dire perché quella è pazzesca. La sua prima pubblicità fu solo un cuscino rosso. Un cuscino. Basta, tutte cose rosse. Però per il marketing. Striscione, il marketing. Quindi e poi dopo tempo uscì il prodotto. Noi solo quello per ora. Questo ci dà l'idea, questo sottotitolo, che ne so, di un pub, a me personalmente, come se fosse un luogo di incontro. Sì, perché come dire, l'intimità con il quale si svolge la trasmissione, la conversazione, poi alla fine si gioca anche. È quella. Ma come si gioca? Cioè, ci fai un esempio di gioco? Che cosa si gioca? Per dire, no, magari non lo farai questo gioco. No, vabbè, lo posso fare. Si gioca a Guglielmo Tell, tu lo sai cosa è Guglielmo Tell? La lamela com'è? La mela ce la inventiamo, una volta abbiamo messo un bicchiere con una pallina sopra e poi un arco, ovviamente non con le frecce vere. Prima avevamo messo le frecce vere, poi quando abbiamo dovuto cambiare chi teneva la pallina, abbiamo dovuto mettere quelle finte, Ecco, questo è uno dei giochi, no? Questa è una bella idea. Una bella idea, sì. Ma c'è anche, che ti posso dire, quando uno non risponde bene, va incontro a una penalità, una penitenza. Vedi come te le tira da giornalista le cose. Secondo me devi invitare Gagliano. Ma lo inviterò. inviterò. Anche perché vogliamo sapere, vogliamo scavare nella vita di Gagliano. A turno lo inviterò. A turno, quindi praticamente quante volte devo tornare? No, lo inviterò, facciamo una turnazione interna dei. Sì, praticamente non c'è. Io ti faccio solo delle premesse all'inizio della trasmissione e ti dico che tu hai diritto ad una sola bugia.
Una Me sola. ne puoi dire una sola. Ma tu come fai a sapere se è una bugia oppure no? Perché c'è anche la macchina della verità. No, quella ancora non ce l'abbiamo. Però conoscendo bene i soggetti, e poi il segreto è guardare negli occhi l'intervista. ok. Tu lo capisci, no? Se ti sta dicendo una bugia. Si abbassa lo sguardo. Hai diritto a una sola bugia e poi te la giochi alla fine con questo a Guglielmo Tello o negli altri giochi che ci sono. E se vinco io me la dici, se no muore con te. Quindi, insomma, ci hai raccontato poco, Diciamo che è un altro modo di raccontarsi. Un altro modo di raccontarsi. Questa è una bella idea, sì, così, diciamo un promo interessante, un altro modo per uno slogan. Perché secondo me la gente a casa, a parte vuole sapere proprio i fatti tuoi, perché i social insegnano tutto questo, e poi vuole sapere i fatti tuoi, ma allo stesso tempo non si vuole appesantire, cioè io non voglio vedere, perché ci sono due tipologie di TV, no? C'è la tipologia, la TV del dolore, quando tu vuoi sapere qualcosa allora fai quell'intervista, che lo faccia così, per dire, e poi la TV del sorriso, della spensieratezza, no? Quella scanzonata. Però questa si inquadra nella seconda. Questa è la TV del sorriso, la TV del... Già, questa è una bellissima... Certo. Cioè, voglio dire, il sorriso è... Quando si inizia con il sorriso, quando si inizia una giornata sorridendo, e quando comunque durante la giornata si ha sempre il sorriso, significa che ha un approccio positivo la persona alla vita, e questo è un segnale importante che si dà anche attraverso la TV. Fondamentale, attraverso la TV, attraverso le forme d'arte in genere, anche attraverso il teatro. Noi veniamo dal Teatro Muscolo, da una stagione bellissima, e ci apprestiamo a prepararne un'altra ancora più bella, e quando la gente esce dal teatro, quando la gente poi spegne la televisione o cambia canale, lo deve avere fatto soltanto dopo aver detto beh, mi sono divertito. Quindi il fine ultimo è sempre quello, ma è importante anche per chi si relaziona con te. Se tu sorridi, e allora io ho voglia di relazionarmi più volte con te. Quando ci chiama a Gaiano mi piglio un caffè, perché oggi ho bisogno di... Per esempio ieri, dopo aver intervistato Luigi Pulvirenti, Luigi mi va, vediamo, venerdì prendiamoci un caffè, mi sono divertito. Questo già significa che c'è stato... empatia. Esattamente, hai trasmesso qualcosa di positivo. Appuntamento, lo ricordiamo, mercoledì a partire dal 3 luglio. A partire quindi mercoledì prossimo dal 3 luglio alle ore 23, quindi su Antenna Sicilia. Perfetto, l'orario è giusto perché c'è fresco, perché quindi tu fai i bambini dormono. La seconda, diciamo la seconda serata e mezza su Antenna Sicilia. Mentre invece ti fai il tardo pomeriggio su Telecolor alle 18, il sabato e la domenica. Praticamente anticipi il telegiornale alle 19 su Telecolor. È una sfida pazzesca, cioè perché nella seconda serata e mezza, ribattezzata così, tengo le persone sveglie, no? Sabato e domenica le faccio rientrare dal mare, quindi abbiamo questa doppia... Complicata, questa è complicata. È complicato, Angelo, però tu sai che mi piacciono le sfide. Allora in bocca al lupo a te e a tutti. Vive il lupo, si dice ora vive il lupo, che poi così cangia. Vive il lupo. Allora, in bocca al lupo a te comunque, e a tutte le persone che lavorano con te, perché sono tante le persone che lavorano con te. Lo staff tecnico è stato preziosissimo, perché abbiamo confezionato tutto in pochissimi giorni, solo perché lo avevamo chiaro in mente cosa fare, quindi quando tu sai cosa fare, ti sbrighi in un attimo, ed è volato questo tempo con me. Infatti ci saranno anche Giovanni Maugeri e Barbara Gutkowski, che è italiana, italiana, e saranno con me in studio e faranno delle incursioni esterne. Vedi, io sogno tutto, ci sta raccontando tutto alla fine. Qualche cosa insomma ce l'ha detto. Ma io mi limito a dire, non posso dire altro. C'è un copione che deve rispettare. Eduardo, grazie per essere stato con noi a Buongiorno Sicilia. Grazie a voi, spero di essere stato utile stamattina. Utilissimo, guarda. Soprattutto nel fuori onda. Benissimo, grazie. Perché Edoardo Saghitta, spieghiamolo, ha fatto un ingresso di un certo tipo. È divertentissimo, non
davanti alla telecamera, ma anche è proprio lui così, quindi non... Cioè. Bene, grazie Edoardo, buon lavoro, in bocca al lupo per questa esperienza, per questa nuova avventura con Sotto a Chi Talk, Antenne Sicilia, il mercoledì sera alle 23, il sabato e la domenica alle 18 su Telecolor, si parte il 3 luglio. Pubblicità, dopo parleremo di calcio a 5, lo scudetto che finalmente è arrivato a Catania. Eccoci, bentornati a Buongiorno Sicilia, celebriamo un trionfo, celebriamo la vittoria di un tricolore a Catania. Raramente si vede il tricolore, diciamo siamo abituati a vederlo grazie all'Orizzonte che è capofila in questo, ma altri sport hanno regalato chiaramente campionati nazionali, gli europei di scherma ci hanno regalato la medaglia d'oro, le spadiste. E adesso parliamo della Meta Catania che ha fatto un'impresa, ma non tanto perché ha vinto, vedi, buongiorno è entrato al presidente Enrico Musumeci che è con noi, ma non tanto perché ha vinto lo scudetto, ma perché è andata a vincere questo scudetto a casa di quelli che sono praticamente, diciamo, la Juventus del calcio a 5, considerato diciamo che quest'anno era la squadra favorita, quella più attrezzata, aveva già vinto la Coppa Italia e quindi era arrivata prima di noi in classifica e quindi godeva del doppio turno in casa. E quindi per forza, se volevamo vincere questo scudetto, era necessario andare a vincere da loro. Ma come nasce, come si arriva a una vittoria di questo genere? Perché ci sono tanti sacrifici che si fanno. Tanti sacrifici, anche perché il calcio a 5 è considerato, insomma, il figlio non minore, ma l'ultimo dei figli, fra virgolette, no, dello sport per eccellenza, il calcio, anche se devo dire negli ultimi anni è cresciuto parecchio. Tanto. Sì, diciamo che era considerato il figlio minore, adesso negli ultimi anni fortunatamente stiamo acquisendo una nostra identità e questo naturalmente ci fa piacere, anche perché il calcio a 5, futsal in tutto il mondo, in alcuni paesi è uno sport professionistico, vedi Spagna o Portogallo, in altri paesi come il Brasile, nell'est, poi in Croazia e in altri paesi diciamo, viene seguito alla pari del calcio a 11, del basket e della pallavolo, quindi è uno sport che negli anni sta prendendo sempre più piede. In Italia negli ultimi anni stiamo avendo dei risultati, ma la cosa bella della nostra favola è quella che non solo Catania ha una Serie A, non solo Catania ha vinto uno scudetto, ma Catania a livello nazionale è un esempio da seguire per tutte le altre società, nel senso che noi siamo riusciti ad organizzarci, come dire, in maniera aziendale, ma soprattutto la cosa bella che è successa negli ultimi giorni, insomma negli ultimi 2 mesi. Noi abbiamo sempre avuto un buon pubblico che ci ha seguito, ma dall'inizio dei playoff praticamente c'è stata un'esplosione, come se si fosse accesa una fiamma, è scattata una scintilla. Diciamo che a un certo punto è esplosa, perché molte volte è il gruppo a portare i risultati. Sì, è vero, servono i grandi campioni, serve il fuoriclasse, no? Quello che ha la giocata particolare, quello dai piedi buoni, però molte volte la forza del gruppo è quella che determina poi una stagione in un senso e in un altro. Probabilmente quando si è arrivati lì al momento giusto, non lo so, nello spogliatoio tutti quanti saranno guardati, immagino questa scena, no? Sì. Saranno guardati negli occhi, era il momento di fare qualcosa di straordinario. Sì, sì, assolutamente. Diciamo che noi sapevamo di essere forti quest'anno, eravamo stati un po' sfortunati durante la regular season perché avevamo avuto parecchi infortuni. Però sapevamo di essere forti e siamo arrivati nella fase finale in forma e quindi questa era una cosa importante. Il nostro gruppo è un gruppo fatto di uomini veri, di persone professionisti seri, sia i giocatori che lo staff, e quindi siamo arrivati puntuali all'appuntamento. Però quello che dico è che non nasce niente per caso. Noi 6 anni che facciamo la Serie A abbiamo fatto 3 o 4 volte i playoff. Abbiamo lavorato in questi anni e quest'anno, quello che dicevo poco fa, è come se poi la marea, il pubblico, i catanesi ci hanno dato quella spinta, quel quid in più per vincere lo scudetto, perché proprio ci siamo sentiti, come dire, coccolati, la gente ci fermava per strada, forza portiamo questo scudetto, e poi diciamo che il culmine è stato toccato
con la partita 2 della finale in casa col Napoli, con i 5.000 del Palacatania e 1.000 che sono rimasti fuori e non sono potuti entrare. Quello certamente significa che evidentemente poi si crea questo legame, no? Sì. Che è una sorta di amore e c'è una trasmissione tra la squadra, c'è un rapporto osmotico, direi quasi, tra la squadra e il pubblico, come se i giocatori spinti dal pubblico, che diventa l'uomo in più, come succede nel calcio, no? Perché sì, noi abbiamo l'esempio del Massimino, nell'immaginario di tutti c'è questo Massimino che in Serie D portava 15.000 persone, che in Serie C ha portato 20.000 persone, il calcio a 5 è riuscito a portare 5.000, 6.000 persone, 7.000 persone in un impianto probabilmente dove raramente si vede tutto questo pubblico. Allora la grande forza è avere coinvolto il pubblico catanese, che si riconosce, si identifica in voi. Sì, ma perché abbiamo visto, lo sapevamo, ma poi adesso abbiamo provato con gioia sulla nostra pelle, che comunque il catanese, Catania e comunque tutta la Sicilia ci ha seguito e ha tifato per noi. Diciamo, a Catania si vive, è una città piena di problemi, inutili che ci nascondiamo, però abbiamo una grande forza che è quello del senso di appartenenza. Infatti i miei discorsi in questo periodo, dopo post scudetto, sono basati su questo ed è la verità. Cioè nel momento in cui poi c'è da vincere qualcosa, da sostenere delle sfide, i catanesi si uniscono e come dire, hanno questo forte senso di appartenenza, e per questo dico che questo è lo scudetto dei catanesi, di Catania, non è lo scudetto della Meta. Cioè proprio hanno sentito questa voglia di aiutarci, questo senso di appartenenza alla città e ci hanno spinto fino ad arrivare a questo punto. E i catanesi cosa possiamo, non dico promettere, perché insomma è difficile poi nello sport mantenere le promesse, perché ogni anno, ogni stagione è diversa dall'altra, però chiaramente c'è stato questo percorso di crescita. Il percorso di crescita presuppone che si possa pensare a progetti ancora più ambiziosi. Ma guardi, noi abbiamo costruito questa società e appunto dico siamo un bel esempio in tutta Italia insieme ad altre società, per carità, costruendo mattoncino dopo mattoncino questa azienda. Adesso siamo arrivati, come dire, al massimo del livello, però i sacrifici, come dicevo all'inizio, sono tanti, quindi da un lato sono felice che il popolo catanesi, i catanesi tifano per noi e ci seguono. Dall'altro mi auguro che arrivino insomma anche altri imprenditori, altri sponsor, oltre a quelli che già abbiamo, che ringrazio pubblicamente perché ci hanno consentito di arrivare fino a questo punto, insomma che ci aiutino anche loro, in maniera tale che questo progetto possa continuare a crescere e non andare verso il basso. La nostra intenzione è questa, continuare a crescere, non promettiamo sogni ma promettiamo quello che veramente si può fare e quindi cerchiamo di mantenere alto il livello per la Serie A, faremo la Champions League, quindi Catania andrà in Europa quest'anno e anche lì, anche se ci sarà la presenza di club importantissimi come il Barcellona, lo Sporting Lisbona, il Benfica, l'Anderlecht, sono società che hanno sia la squadra in Serie A 11 che il calcio a 5, noi cercheremo di non essere una Cenerentola ma di farci valere e di fare conoscere Catania in tutta Europa. Piedi per terra, concretezza, questo diciamo, è il segnale che deve essere lanciato. Sempre. Gli auguri sono arrivati anche dal club del presidente Pelligra, dal Calcio Catania, sulla home page del sito, sui social, insomma c'è senso di appartenenza in questo senso proprio a 360 gradi in questa città. Noi ringraziamo il presidente della Meta Catania, Enrico Musumeci, per essere stato con noi. Di poter parlare di calcio a 5, grazie. Insomma, abbiamo celebrato anche nel corso dei nostri telegiornali questo successo. All'indomani, sabato, nel TG dell'ora di pranzo, nel TG della sera, abbiamo raccontato di questa splendida vittoria. Chissà, magari potremmo raccontare di vittorie anche in Europa, noi ce l'auguriamo. Speriamo. Potrebbe essere davvero di buon auspicio. In bocca al lupo davvero. Grazie. Ad Enrico Musumeci, presidente della Meta Catania. Adesso fermiamo ancora per l'almanacco, pillole di almanacco, e poi consulteremo le stelle, magari ci faremo dare qualche indicazione dal nostro Marco Amato. A fra pochissimo. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto il 26 giugno per celebrare la giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droga.
affermando la sua determinazione nel rafforzare l'azione e la cooperazione a livello nazionale e internazionale per combattere questi fenomeni. Per rafforzare la lotta al traffico di droga nasce nel 1997 l'Ufficio dell'ONU contro la droga e il crimine, che oltre a condurre attività di ricerca e analisi, sviluppa progetti di cooperazione tecnica e assiste gli Stati membri. Sapete cosa sono i fenomeni periodici? Sono eventi che si ripetono con le medesime caratteristiche a intervalli regolari, come il battito cardiaco, l'alternarsi del giorno o della notte o il movimento oscillatorio di un pendolo. Il concetto di tempo è legato all'esistenza di eventi di questo tipo. Prendendo per esempio come riferimento il giorno solare, possiamo definire un'ora come la 24esima parte del giorno solare medio e così via fino al secondo come la 60esima parte del minuto o l'86.400esima parte del giorno solare medio. Allora, usciamo dall'almanacco, abbiamo appreso il concetto di tempo e vediamo il tempo delle stelle qual è. Buongiorno a Marco Amato con la sua tazzina che vedo già, che è bicolore? Sì, ci sono non solo bicolori. È un patchwork. Infatti vedo dall'altra parte c'è dell'altro anche, quindi insomma è composita stamattina, anche piattina. Esattamente, è la prima lo stile volta. inglese contemporaneo. No, bene, la prima volta che vediamo questa tazzina. Allora, cosa dicono stamattina le stelle? Ebbene, oggi vi volevo narrare di un qualcosa di spettacolare, di un salvataggio in extremis che ha fatto il signor Zaccagni. Mattia Zaccagni mi è piaciuto tantissimo proprio perché quest'anno mi è stato chiesto di seguire un po' meglio il calcio e ho azzeccate tutte, quindi vi volevo raccontare di questa grande sua impresa che in zona Cesarini, termine che mi insegnò il mio papà spiegandomi che Cesarini era quello che arrivava all'ultimo minuto e segnava di regola un gol. Direi anche oltre, scusami Marco se mi permetto, anche oltre zona Cesarini, perché una volta il recupero era di 1 minuto, massimo 2. Non 8. Non 8, si arriva anche a 15 minuti partita. adesso, quindi è un Cesarini extra. Erano i Un supplementari, Cesarini non erano... Plus, esattamente, è stato anche più bravo del leggendario Cesarini. Esatto. Ed il suo gol ci ha permesso di accedere agli ottavi, quindi senza l'imbarazzo del ripescaggio. Sicuramente l'Italia quindi ora disputa in piena regola quelli che sono i campionati. Ebbene, il signor Zaccagni tra l'altro vive una bellissima storia d'amore, un matrimonio con Chiara Nasti, influencer, che ha celebrato l'eroica impresa del marito proprio sui social. Ebbene, mi incuriosiva moltissimo il fatto che entrambi i segni zodiacali sono d'aria, gemelli Mattia, mentre invece Chiara è Acquario. I segni d'aria per regola zodiacale sono i più bravi nella comunicazione, proprio perché l'aria nello zodiaco gestisce la parola, la comunicazione, la socialità, l'amicizia. Quindi Mercurio che capitana ai gemelli, Venere che capitana la bilancia e Urano per l'acquario. Entrambi questi 3 pianeti contribuiscono alla valenza aerea, che è quella sempre della comunicazione e della socialità. Il glam dei segni d'aria è assolutamente impareggiabili in termini sociali e comunicativi. Quindi bravo Mattia, complimenti Chiara, è sempre una comunicazione amorevole e vincente come lo zodiaco predice. Allora, le stelle di oggi hanno una romantica luna in pesci che con i pianeti in cancro fa assolutamente il paio, quindi come al solito gli acqua, cancro, scorpione e pesci sono assolutamente i più romantici e sentimentali di tutto lo zodiaco. Ma quello che è rilevante oggi nel cielo è osservare come Mercurio e Saturno vanno particolarmente d'accordo con un bellissimo aspetto di angoli planetari che formano. Se Mercurio è l'intelletto, Saturno è la sapienza, quindi oggi è una giornata che mette
a proprio agio tanti segni zodiacali, in particolare i mercuriali, quindi i gemelli e la Vergine, e i saturnini, quindi Capricorno e Acquario. Oggi le regole non saranno vissute come tali, ma saranno vissute con un bisogno di ordine e di sicurezza che a tutto lo zodiaco piacerà ottenere, in particolare per i suddetti mercuriali e saturnini. Cosa accade agli altri segni zodiacali? Fuoco, sicuramente alimentati da questo pensiero, si fidano, non si fidano, ma Ariete, Leone e Sagittario prenderanno delle decisioni sulla base proprio di un istinto che andrà ben al di là della ragione, mentre invece i Terra sono un po' più pragmatici e questo aspetto nel cielo li aiuta anche sentimentalmente, soprattutto al Toro. La Vergine recupera un po', ma l'economia e i progetti del Capricorno vanno comunque sempre avanti, nonostante non trovi molta comunicazione. I Terra per adesso e 3 devono recuperare un po' di terreno, quindi un po' di terra. In bocca al lupo a questi 3 segni zodiacali. Degli acqua, appunto, come dicevo prima, romanticismo a tutto campo, ma in particolare oggi è più forte il pesce, con una luna decisamente molto sentimentale. Allora vi auguro una splendida giornata, Manuela e Angelo, e a tutta la Sicilia, con la mia tazzina patchwork e con la mia camicia con le aree colorate. Buona giornata. Grazie a te. Manuela, abbiamo una pillolina dei giornali? Sì, allora ricorderai il caldo degli ultimi giorni, insomma. Adesso torna, però guarda che c'è stato anche di peggio nel resto del mondo nell'ultima settimana. Ecco le temperature più alte che sono state registrate in giro per il globo. Per esempio in Messico 52 gradi. Mamma mia. E poi Arabia Saudita quasi 52, alla Mecca, anche negli Emirati Arabi Uniti. Vedo anche 52 gradi. Nel Kuwait 52 gradi. Tu pensa, guarda, una per tutte, l'Alaska 30 gradi, dove di solito c'è il ghiaccio. Quindi in Italia 42 gradi, appunto il punto più caldo è stato a Oschiri in Sardegna. Grazie allora Emanuela per questa curiosità media. A proposito, insomma, a fine settimana ci sarà di nuovo l'anticiclone africano che ci abbraccerà di nuovo. Dici qualche temperatura? Andremo intorno ai 40 gradi. Benissimo. 39-40 gradi. Benissimo. Allora, cominciamo e facciamo un passo indietro negli anni. 26 giugno del 1948 i sovietici hanno chiuso tutti gli accessi alla zona ovest di Berlino ed interrotto i collegamenti elettrici con le centrali situate nella parte orientale. Berlino diventa una città buia senza vivere. Al fine di evitare dunque uno scontro armato, il presidente statunitense Truman ordina il ponte aereo che rifornerà Berlino ovest di milioni di tonnellate di cibo, carbone e anche di medicine. E a proposito di Berlino, il 26 giugno 1963 John Fitzgerald Kennedy, presidente degli Stati Uniti, pronuncia il famoso discorso rimasto nella memoria storica per la frase "Io sono un berlinese". Le parole di Kennedy sono dirette sia ai sovietici che agli abitanti di Berlino in risposta alla costruzione del muro. Qui vediamo appunto una foto, discorso pronunciato ad Alexanderplatz. E poi il 26 giugno 1977, nella seconda metà degli anni 70, Elvis Presley affronta un vistoso declino, psicologicamente sempre più confuso e fisicamente sempre più sfatto. Si esibisce per l'ultima volta nella Market Square Arena di Indianapolis e il suo concerto questa volta non delude del tutto le attese, sebbene le sue condizioni di salute siano critiche. E il 26 giugno del 2000 Giovanni Paolo II fa divulgare la profezia mariana nota come terzo segreto di Fatima. In essa è contenuta la frase: un vescovo in auto in abito bianco sale su un monte fino ad una croce dove viene ucciso da uomini armati, che sembra riferirsi a Papa Wojtyla, ferito 20 anni prima in piazza San Pietro. E a proposito di calcio, nel 2014 ricorderai la squalifica da parte della FIFA al calciatore uruguaiano Luis Alberto Suarez per 9 partite con divieto per 4 mesi di accedere allo stadio anche come semplice spettatore. Perché? Perché aveva dato un morso all'attaccante italiano Giorgio Chiellini. Difensore italiano. Precisiamo, difensore. Ecco, difensore. No, non l'ho detto io. Difensore, dai. Al difensore italiano Giorgio Chiellini durante la partita contro l'Italia ai mondiali di calcio. E qui la foto della... Eccolo qua. Ma questo è il momento in cui fa vedere il morso.
26 giugno del 52 nasce il cantante, lo stiamo sentendo e lo vediamo anche. Gaetano Curreri, che è leader degli Stadio, ha segnato la storia della musica italiana come artista, autore, al fianco di nomi come Vasco Rossi, ma anche di Lucio Dalla, Irene Grandi, Patti Bravo e molti altri. Noi stamattina ci salutiamo ascoltando Un giorno mi dirai, è una canzone grazie alla quale hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2016. Grazie per essere stati con noi, buongiorno Sicilia, Emanuela. Ciao Angela, a domani. A domani.